Ben ritrovati! Il paesaggio è un monumento naturale, dove la parola monumento lo eleva come un'opera d'arte che amplifica valori e potenzialità anche di sviluppo socio-economico sostenibile. Ma questo avviene solo se si conservano gli aspetti fisici e quindi estetici, unitamente a quelli immateriali, socioculturali e correlati anche alle atmosfere percepite. È questa una delle possibili sintesi del libro Breve storia dell'ambiente in Italia, scritto da Gabriella Corona, edito da Il Mulino. L'evoluzione culturale e normativa in tema di paesaggio che la pubblicazione descrive nell'ultimo secolo ha consolidato l'idea di panorama come somma armonica delle fisicità del patrimonio anche culturale, unite alle bellezze naturali e tradizionali e ai luoghi che devono essere sempre modellati per la vita dei residenti, senza i quali verrebbe a mancare l'anima di un ambiente e anche, direi, l'unicità delle esperienze che un viaggiatore può vivere in una destinazione. Grazie e buona tutela e valorizzazione dell'ambiente italiano.